Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di seguirci, grazie al nostro ospite che ci ha raggiunto qui in studio, ormai lo conoscete bene, Riccardo Capitanio, qui in veste di presidente di Federmonda Veneto Confcommercio, grazie di essere qui con noi, comunque molteplici ruoli perché anche vicepresidente nazionale, oltre che presidente regionale e vicepresidente Confcommercio Ascom Padova, per cui spazia nei vari territori, spaziamo. E ben ci sta, perché quando parliamo di inflazione, che era un po' il tema generico, si cade subito, a parte i beni alimentari di consumo, sui beni di consumo che sono i beni oggetto del desiderio, a volte desiderata veramente, altre invece sono cose di cui si ha bisogno, soprattutto se una persona ha dei figli, ragazzi che crescono, e sono i beni della moda. È un po' un mercato in piena tempesta, abbiamo avuto... Noi quando ci sono delle elezioni anche politiche, anche al di fuori dell'Italia, quindi parliamo anche delle elezioni americane e dell'insediamento di Trump, i consumi, sembra una cosa un po' automatica, si bloccano, si rallentano. Con le elezioni? Con le elezioni. Beh, le elezioni italiane proprio si ferma il mercato, almeno nel mercato dell'abbigliamento e anche un altro mercato di beni di consumo, quindi diventa, sì, c'è una stagnazione. Ma dovuta, avete fatto analizzare, dovuto a cosa? Dovuta dalla psicologia, le persone si sentono incerte e quindi l'incertezza non consumano. Quindi quando ci sono le elezioni c'è una sorta di... Infatti se analizziamo un po' il mercato, oggi siamo in una condizione che l'Italia è molto incerta, cioè a parte le guerre, a parte i dazi di Trump che hanno causato l'ennesima stagnazione, la paura, quando una paura... Quindi in questo caso qua sono fattori esterni, perché dal punto di vista di governo è stabile almeno da un po', e quindi quello dovrebbe aver tranquillizzato. Sì, il governo è stabile, che è un governo abbastanza solido, quindi abbiamo anche degli ottimi rapporti con l'Europa e anche con l'America. Certo che oggi dobbiamo dare qualcosa in più al cittadino, qualcosa in più al lavoratore, che si sente ovviamente sempre con l'acqua alla gola e che sempre con una spesa che il portafoglio è sempre più ridotto al tempo, non ridotto che ha sempre meno soldi, ha sempre più spese da fare. Cioè cose che costano di più. Se noi facciamo un po' un ragionamento di cosa spendavamo 10 anni fa, 10 anni fa non avevamo la Pay TV, quindi qualcuno aveva il primo Sky, qualcuno aveva il cellulare, cioè non faccio parte del cellulare, oggi abbiamo la connessione internet in tutte le case, abbiamo abbonamenti da Pay TV, minimo ne abbiamo 4, abbiamo l'iPhone a rate, abbiamo un sacco di spese che alla fine vanno a mangiare il nostro stipendio, che potrebbe anche essere dedicato un po' all'abbigliamento. Qui si va un po' poi le bollette del corrente, quindi dell'energia, gas, mutuo della casa, i tassi variabili, i tassi dei mutui. Oggi abbiamo una condizione in cui le spese non sono sostenibili dallo stipendio. Infatti poi a fronte di questo si dice che l'inflazione reale sia intorno al 2%, e l'inflazione percepita invece 10-11, che poi secondo me l'inflazione reale io credo che sia ben più intorno al 2, perché facendo un giro nei supermercati recentemente vedo beni che da banale, un succo di frutta da 1,49 € è passato a 1,89, non mi sembra che siamo 2%, e anche un'insalata banalissima insacchettata 1,49, 1,89, GDO. Le aziende cercano di ottimizzare, però alla fine ottimizzando aumentano. Ma nessuno ha avuto un aumento di stipendio di questa percentuale qua. È questo che è il discorso. L'Italia avrebbe bisogno di un piano di aumento di stipendio, oltre noi la nostra parte come Confcommercio l'abbiamo fatta perché abbiamo avuto un rinnovo contrattuale proprio l'anno scorso in cui ci abbiamo messo del denaro delle imprese, però dall'altra parte lo Stato non ha fatto niente per detassare, almeno si potrebbe detassare determinate spese, invece abbiamo oltre alle imposte su... Anche le accise sono avuto un piccolo aumento ma adesso. Noi prendiamo una famiglia, poi si chiede perché non facciamo bambini, perché aumentano, oggi c'era sui giornali che aumentano, sono più gli ottantenni che i bambini. Certo, l'asilo nido è
deducibile quasi, perché si scarica veramente pochissimo, forse un paio di mensilità. Non ci sono le strutture pubbliche, cioè non stiamo dando niente alle famiglie, ai ragazzi giovani che vogliono fare famiglia, per gestire il bambino. Ormai 2 persone minimo devono lavorare in una famiglia, non può lavorare una persona sola e una stare a casa, quindi abbiamo bisogno di strutture per accogliere e per tenere i bambini affinché i genitori sono al lavoro, quindi non stiamo facendo niente sotto questo punto di vista. E questo è uno stillicidio, quindi si taglia dove si taglia il superfluo, quello che individualmente è ritenuto superfluo, perché appunto da recenti indagini sono state condotte anche a livello nazionale di abbigliamento, tutti per fortuna più o meno, ma anche le persone meno benestanti ne hanno tanto, perché tra quello che viene eliminato, portato ai centri di aiuto alla vita della situazione, ai centri di qua di là, ce n'è tantissimo, tanto viene buttato via e portato al macero, tra virgolette, nei paesi del terzo mondo, per cui immaginiamo che questi poveretti soffocano in questa marea di strasse, in dialetto, esatto. Però è così brutalmente. Ce n'è tanto, ce n'è troppo, e cos'è che non funziona più? Perché comunque a tutti piace cambiare, siamo iperstimolati, no? Abbiamo avuto una sovrapproduzione per quanto concerne tutto l'abbigliamento, il fast fashion, brand dedicati al fast fashion che hanno fallito il loro percorso. Nel senso, una t-shirt in un blasonato magazzino non posso pagarla €1. €1 non costa neanche il container per trasferirla dal Bangladesh verso l'Italia, e quindi abbiamo una produzione superiore perché abbiamo bisogno di ottimizzare i costi per far pagare la maglietta €1, quindi per far pagare una maglietta €1 ne buttiamo via magari 1000, quindi consumiamo cotone, consumiamo fibra, acetilene e alla fine andiamo a inquinare tutta la situazione. Per quanto concerne comunque il mondo della moda, la parte dell'ecologia, quindi la sostenibilità, è un punto chiave oggi che trattiamo sia nei tavoli di Federmoda che nei tavoli anche col tavolo della moda Veneto, che fa parte Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, in cui lavoriamo proprio su produrre dei capi sostenibili, perché oggi la sostenibilità non è solo produrre un capo con delle fibre naturali, ma è anche tutta la filiera, quindi dare degli stipendi equi, non inquinare il paese dove si va a produrre. Però questa è una cosa bellissima detta a parole, poi nei fatti vediamo anche grandi filoni d'inchiesta che sono stati condotti e scopriamo che anche grandi brand o grandi firme di cui uno vorrebbe avere fiducia che ci sia, visto che il capo costa tantissimo, dice almeno tutelo la filiera, no, della produzione, invece si scoprono delle cose aberranti con sfruttamenti ingiustificati e per dato prodotto non di prima qualità in assoluto. Questo cioè mortifica il cliente. Perché il guadagno superiore vuole essere fatto per forza all'inizio della produzione, quindi si tende di una cosa di un brand, di un prodotto che costa realmente €10, portarlo anche a €1000. Sono politiche assurde sono politiche che devono essere assolutamente riviste, perché nel frattempo noi qua stiamo vedendo appunto i saldi, poi parleremo arriveremo anche a questo, il settore moda lusso ormai certificato è in crisi. Sì, Che cosa vi risulta a voi? La moda del lusso ha frenato perché anche dalla parte della moda, proprio nel termine della moda, il lusso ha perso molto, perché anche chi può risparmia sulla moda. È un bene o un male, da una parte può essere un bene perché si ottimizzano gli acquisti, dall'altra parte per il comparto può essere anche un male perché i grandi compratori non comprano più. I grandi compratori non comprano più? I grandi compratori del lusso, quindi perché vuol dire che non c'è domanda. Sì, vuol dire. E dove sono finite queste domande? È vero anche che è molto vulnerabile la moda. Oggi funziona il brand A, domani funziona il brand B, quindi quindi diventa non c'è più fiducia in un brand unico in cui una volta avevamo il Giorgio Armani, era lo storico brand di fiducia, oggi anche Armani ha delle situazioni di cambio. Però io sento parlare di diverse persone che appunto non sono più fidelizzate a un unico brand, anche perché non piacciono
non piace più la linea che viene proposta, piace il capo, il prodotto Esatto. di quel brand che magari tra l'altro piace a tantissime persone, lo vedi ovunque, altre cose non piacciono più e infatti finiscono presto nel dimenticatoio, vengono offerte svendute ribassatissime. Questo cos'è, un problema degli stilisti? Questo è un problema che noi pensiamo sempre che la filiera inizi dal cotone e finisca al consumatore, invece la filiera inizia dal consumatore e va a finire al cotone o alla lana, insomma al tessuto. Sempre partire. Bisogna sempre partire oggi più che mai, per ottimizzare la catena di produzione, per ottimizzare anche tutti i vari cicli, bisogna partire da cosa vuole il consumatore. Quindi tanti prodotti che non verranno mai venduti non conviene neanche più alle grand maison di essere prodotti e di essere anche commercializzati. Ma la moda è una provocazione? Era provocazione, adesso si usava la moda per fare provocazione, adesso è la singola persona che fa la sua provocazione, come dalle frasi a quello che scrive sui social, a come si comporta, cerca di essere il protagonista e non trasmettere quello attraverso qualcosa, quindi essere il primo. Essere il protagonista vero della sua vita, è un bene o un male. È un bene o un male, infatti si sta rivoluzionando tutto, voi però dovete cercare di non cavalcare l'onda, di trasformare quest'onda, perché altrimenti si rischia di soccombere, ed è un settore terziario, beni servizi, importantissimo e strategico, non solo per la nostra regione, ma per il nostro paese, no? A livello internazionale. Che cosa state studiando alla luce di quello che accade? Quindi di una diminuzione, anche io ho dei numeri preoccupanti, perché dice si fa meno del capo di abbigliamento, questa indagine di Confcommercio, di abbigliamento sicuro per buttarsi sul low cost cinese che magari è intriso di formaldeide ma fa figura, e questo è il 48% delle persone. Sì, abbiamo una cultura che purtroppo noi anche come commercianti abbiamo perso un po' l'attrattività e stiamo cercando di recuperarla, ed è riuscito magari a farsi avanti Shein, Temu, sono tutti dopo parliamo siti, anche di e questo. dopo parliamo anche di questo, che io sono un battagliere sulla parte dei siti cinesi. Ed hanno provocato quello che hanno provocato, ma ne parliamo dopo. Però il cliente ha più scelte e quindi non riusciamo più a essere i leader indiscussi del commercio. C'era un messaggio che è arrivato poco fa, vediamolo insieme adesso, che viene messo in onda dalla regia. Carissimi, con il web abbiamo capito che i prezzi dei negozi sono esorbitanti, soprattutto per i capi non firmati. Posso spendere un po' di più in negozio per l'assistenza, ma non il doppio. Qui apre anche un versante di cui voi farete un approfondimento come Confcommercio, in modo particolare un accento su Padova, no? Tra poco in un convegno anche molto interessante con risvolti psicologici, interpellerete dei sociologi, psicologi per studiare questo fenomeno del ruolo che hanno i negozianti. Certo. Però quello che dice il telespettatore, dicendo i capi non firmati, ci sta o non ci sta? Allora, sono due cose differenti. Allora, uno potrebbe essere un filone della produzione non europea, chiamiamola non europea, quindi che rispetta determinate condizioni che non sono rispettate, quindi il capo costa meno. Poi se si riferisce allo stesso capo che è in negozio ed è online, certo che online abbiamo un tipo di passaggio e invece nei negozi abbiamo un altro tipo di filiera del commercio, quindi oltre al servizio, che il capo è difficile che costi il doppio se è identico, magari può essere simile, però abbiamo anche una normativa che è completamente diversa. Ricordiamo che Temu, Shein e quant'altri non pagano nessun tipo di IVA fino a 35 euro e nessuna tassa di importazione fino ai 150 euro, e già là abbiamo fatto del margine, che hanno fatto del margine loro. Dall'altra parte abbiamo anche del personale, in cui noi abbiamo i contratti di Confcommercio, del commercio, con 14 mensilità, gli altri hanno i contratti o dalla parte cinese oppure in Italia abbiamo dei contratti di
cooperativa, quindi di magazziniere, quindi è un contratto completamente diverso. Assolutamente. Torniamo poi su questo, perché poi secondo me c'è anche il discorso di qualità, rifacendomi a quanto diceva il telespettatore, di servizio che dovrebbe essere dato, di assistenza, di consulenza, quindi una trasformazione anche forse delle persone che stanno nel negozio, no? Di accoglienza. Si diceva prima, fare una bella esperienza. Io vado in negozio perché faccio una bella esperienza, sul web non fai nessuna esperienza, nemmeno tattile, per cui... Sì, poi se c'è un problema si va in negozio, si risolve. Si risolve, esatto. Però l'importante è la grande competenza, secondo me, se parliamo di abbigliamento, soprattutto abbigliamento sportivo, perché adesso tanti investono in abbigliamento sportivo. Ho visto anche parlando, andando in negozi che vendono articoli sportivi, dalla calzatura, running, trekking, marcetta, cioè c'è un mondo, a quelli che vendono abbigliamento per gli sportivi di tutti i tipi, ma è richiesta veramente una grande competenza, perché poi le persone provano a vedere il parere che dai tu, vanno in un altro negozio, quello che dà un altro, fanno una comparazione e poi scelgono, quindi sbagliare anche là il tipo di parere non è una stupidaggine. Quindi andiamo a vedere anche il ruolo che ha chi vende, ne parliamo tra poco dopo la pubblicità.